E ciao, eccoci qui per un video acquisto beauty. Non pensavo di prendere cose, cioè pensavo di farlo abbastanza breve questo video, però poi vedo che qui sopra c'ho abbastanza prodottini da farvi vedere. Prima di iniziare, sulle labbra ho messo Underage Red di KVD Vegan Beauty, che è questo rosso, mentre gli occhi li ho fatti con una palette di NARS che è della linea Narsist, queste qui. Comunque credo che non sia neanche più in commercio, non saprei dirvelo perché anche sia Sephora che Look Fantastic rivendono questo marchio, per cui non so se la trovate, per cui io ve la faccio vedere. Sono questi colori neutri che è da un pezzo comunque che io ho questa palette. Vedo che funziona ancora bene e così mi sono fatta il trucco con questa palette. Iniziamo con i prodotti che ho acquistato ultimamente. Allora, inizio da questo lato e poi se voi non vedete qui sopra non mi sono fatta un po' d'ordine. Allora, inizio con questo detergente gommage di questo marchio Wishful, questo qui, Wishful, che è il nuovo marchio di prodotti skincare di Huda Beauty. Io ho trovato questa mini taglia che è un detergente gommage di questo marchio. Lo devo ancora provare, come vedete è ancora sigillato, ha questa confezione sul giallo chiaro e speriamo che sia buono. Sempre restando in tema di Huda Beauty, ho preso anche il nuovo mascara, quello doppio scovolino, che adesso, se riesco ad aprirlo, allora è fatto così, come vedete è fatto tipo un diamantino come forma e ha due lati. Io lo apro perché ho intenzione di utilizzarlo, vediamo com'è. No, allora praticamente gli scovolini sono attaccati sulla parte centrale. Allora ho aperto questa parte qui che dovrebbe essere quella volumizzante, questo qui, mentre dall'altro lato, che è di qua, dovrebbe essere la parte incurvante, che vedete che ha lo scovolino anche un po' che si curva anche lo scovolino. Questo qui non vedo l'ora di provarlo. E questo mascara, questo qui è il nome di questo mascara, Legit Lasher Huda Beauty, sempre da Sephora, del marchio Bali Body, che è un nuovo marchio arrivato da Sephora. Ho preso una, dovrebbe essere in mousse se non erro, in mousse perché c'è anche scritto qui che è un autoabbronzante. È molto sigillato perché vedete che c'ha qui già la cartina implastificata fuori, per cui per il momento non lo apro perché per il momento autoabbronzanti ne ho di aperti. Comunque incuriosita di provare l'autoabbronzante di questo marchio. Sempre da Sephora, del marchio Freck Body, ho preso lo scrub corpo, quello al caffè. Io vi dico che da quando è uscito questo scrub corpo al caffè se la gioca bene con quello di Colister al ciliegia. Sono i miei due preferiti perché anche questo qui lascia la pelle bella morbida, mi piace l'effetto finale che mi lascia sulla pelle. Però questo non ha quella parte oliosa come quello di Colister quando lo si prende dalla ciotola. Questo qui è più secco, però l'effetto dopo è quasi simile a quello di Colister e il profumo di caffè si sente. Poi questo è del marchio Sephora, ho preso la spugnetta, cioè no spugnetta, aspettate che forse sì, ce la faccio ad aprirlo, il sapone detergente per i pennelli. Praticamente si trova dentro la confezione, trovate sia il sapone che questo aggeggino qui che serve con le ventose, che va messo nel lavandino, che serve per passarci sopra i pennelli e pulirlo. Io mi trovo bene e è già la seconda confezione che prendo, per cui è un buon prodotto.
del marchio Sephora, anche un piccolo struccante bifasico per occhi. È anni che lo uso, io mi trovo bene perché non mi brucia gli occhi. Vi devo dire che rispetto anche a marchi molto costosi o a marchi anche, beh, non costa molto, perché questo piccolo mi sembra che costi sui 4 euro, e vi devo dire che io mi trovo bene con quel fatto che non mi sento quel bruciore sugli occhi. È da un paio d'anni che utilizzo solo questo. Un'altra novità, sempre del marchio KVD Vegan Beauty, e ho preso un blush. Ho preso la colorazione Peony e beh, il pack è qualcosa di, sembra un fiore, un fiorellino, una rosa, un fiore, e vediamo dove si apre di qua. E questo qui sarebbe, adesso non so per il discorso delle luci, sarebbe un colore che va verso il rosa, che vorrei farvelo forse così lo vedete meglio. Un colore che va verso il rosa, che a me piace l'idea. Cioè, ho preso questo perché già della Benefit mi piace adesso non mi ricordo il nome, c'è un blush che è sui toni del rosa e mi piace l'effetto che mi dà sulle guance, perché ho deciso di rimanere sempre su una tonalità di rosa anche con questo qui. Però comunque mi sembra che le luci sfaldino un po' il colore. Comunque vi dico che dà su un rosa quasi antico forse. Comunque l'effetto è di quello di avere queste guanciotte sul rosa. E un altro acquisto del marchio Sephora è un pennello che lo devo ancora aprire. Questi qui sarebbero i nuovi pennelli che hanno fatto di Sephora. Vedete, non sono più neri perché i precedenti erano della precedente linea, erano neri. Questi hanno il manico di questo colore, c'è la scritta Sephora, e questo qui sarebbe il pennellino che adesso è super sigillato. Sapete dove si deve strappare quella plastichina, che adesso la lasciamo lì. Comunque questo qui sarebbe il pennellino. Passiamo a un prodotto, adesso qui faccio riflesso, che ho preso da Look Fantastic. Sul sito di Look Fantastic è arrivato questo marchio Iconic London. Io ne ho sentito parlare bene per gli illuminanti liquidi, se non erro, e ho visto che hanno anche un paio di palettine occhi, perché ho deciso di provare e ne ho presa una. È così a scorrimento, per aprirla è in cartone, e ho preso, diciamo, quella più neutra, aiuto che perdo la cartina, e queste qui sarebbero le colorazioni di questa palette. Comunque se guardate sul sito, se non erro a ricordare, di questa grandezza ce n'erano 3 e io ho preso quella più neutra, più sui colori anche un po' più chiari, perché gli altri avevano colori un po' più scuri. Se non ricordo male mi sembra che mancasse il colore panna, e mentre questo ce l'ha, per cui ho deciso di prendere questa palette e volevo provare qualcosa di questo marchio, e ho preferito, perché gli illuminanti li uso e non li uso, perché adesso qui per registrare il video ce l'ho su e ho su il cookie di Benefit, però se devo uscire non me lo metto, perché dopo un'oretta, 2, mi si segnano le rughette, mentre per registrare qui mezz'oretta un video vedo che resiste, allora me lo metto adesso. Comunque ho preso questo palettina, che le colorazioni vi devo dire che mi ispirano molto. Poi ho visto dei tutorial sempre stranieri, perché qui in Italia non è molto conosciuto questo marchio come palette occhi. Ho visto che anche in scrivenza mi sembra che ci sia, per cui è giusto, poi la devo provare io, però sono riusciti a convincermi a provare questa palette, e queste sono le colorazioni del marchio Cosmify. Primo acquisto per me, è la prima volta che prendo qualcosa di questo marchio. Ho preso i pennelli per occhi di Erikioba. In questo periodo stavo un po' cercando pennellini perché ho cambiato un po' il mio modo di truccarmi. Infatti qui nella parte finale prima utilizzavo i pennellini piatti per dare una buona botta di colore. Adesso ho iniziato ad utilizzare quelli più sfumati, quelli, adesso ve li faccio vedere. Comunque questo kit è composto da una pochette, c'è
la banda magnetica perché i pennelli dovrebbero rimanere in piedi, e questi sono i pennelli di questo kit. Praticamente sono 1 2 3 4 5 6 7 8, sono 8 pennelli per uso occhi. E vi stavo dicendo che prima utilizzavo quelli piatti, adesso utilizzo quelli di questa forma rotonda qui nella parte finale, che mi trovo meglio a sfumare. Ho un po' cambiato mezzo, e visto che stavo cercando questi pennelli perché questi qui di questo formato sarebbero troppo grandi per me da fare qui in fondo, e cercavo pennelli di questa misura. Ne ho presi da Kiko, ne ho presi da Sephora, come il pennellino che vi ho fatto vedere prima, e poi mi sono buttata su questi qui di Erichioba, che ho visto che c'è sia questo, che hanno queste misure, che mi ispirava a provare. Comunque questi sono i pennellini, come vedete sono belli belli. Adesso morbidi, sono morbidi, adesso li devo solo provare. Comunque volevo farvi vedere il discorso, che stanno in piedi, come vedete stanno in piedi su questa banda magnetica. Spero che adesso volevo vedere, sì, ma si attaccano anche tra di loro, perché io ho la mia ciotolina per tenere i pennelli, per cui non so se utilizzo questa banda magnetica. Comunque si attaccano anche tra di loro. E adesso provo questi qui occhi, che sono quelli che mi interessava di più prendere, e non sapevo se farci un pensierino anche per quelli viso. Del marchio Lush, e l'ho fatto il mio primo ordine su internet, nel senso che io ho il negozio a Treviso, in 40 minuti ci andrei, però poi ho un'altra mezz'oretta di strada a piedi per arrivare sul negozio, perché è dentro il centro storico, e con tutto quello che sta succedendo in questo periodo mi scocciava un po' andarci, per cui ho deciso di fare il mio primo ordine sul sito. Mi è arrivato tramite il Corriere Bartolini, per cui corriere che spesso gira da queste parti, e questo è come è arrivato. Vedete questi pompon qui verdi che contengono i prodotti? Questi qui sono fatti di farina, di patate, di mais, adesso non mi ricordo più perché l'avevo letto da qualche parte. Comunque questi prodottini qui sono biodegradabili, se voi li mettete sotto l'acqua si sciolgono, perché ci ho provato con uno ed è vero che si sciolgono, per cui è molto molto green questo pacco. Vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso il mio solito Big per lavarmi i capelli, che ve lo apro perché tanto mi serve, che è fatto così. È quello shampoo con sale marino al suo interno, e per la prima volta ho provato a prendere anche sempre si chiama sempre Big anche questo qui, anche se la vedete una saponetta così, però questo sarebbe il suo balsamo abbinato a questo qui, per cui questa è una novità, che non ho mai provato il balsamo, per cui non vedevo l'ora di fare questo video, che posso mettermi in bagno queste cose e provare questo balsamo, perché quando volevo fare l'acquisto ho dovuto aspettare una ventina, 10, una quindicina, 20 giorni sicuri, perché questo qui era finito ed era in produzione. Appena è arrivato in stock ho subito fatto l'ordine, e questi sono i prodottini acquistati da me. Adesso vi faccio vedere due prodottini che invece mi hanno omaggiato. Mi hanno omaggiato di una sapone, questo è il loro sapone che te lo tagliano a fette, come se fosse una torta, te ne tagliano quando se vai in negozio te ne tagliano quanto ne vuoi. Loro mi hanno omaggiato di questo qui, che sarebbe, qui c'è scritto anche, che adesso no, Auto Black Matte Sapone, qualcosa del genere c'è scritto qui, mentre in questa ciotolina vediamo quanto prodotto mi hanno messo, se riesco ad aprirla. Beh, è anche bella piena di prodottino. Questo qui invece sarebbe una detergente per viso e corpo.
Questa qui è una novità che non ho mai provato in questo campioncino. Passiamo a un altro marchio che vi devo ancora fare il video recensione di questi prodotti, per cui con calma, perché ne ho visti parecchi uscire di questi video recensioni. Ho in mente di fare una cosa per farvi vedere l'uso di questi prodotti, una mia idea, però lo devo ancora registrare. Comunque questo qui, del marchio Nabla, ho preso il Cupis Aros nero e la palettina, quella lì di glitter, e queste sono le confezioni esterne, mentre il Cupis Aros nero è fatto così, è uguale a quelli colorati che erano usciti nella collezione passata. Si gira qui sotto, esce il prodotto, c'è anche il suo temperino, e questo qui è tutto da provare, perché l'idea di mettermi i brillantini e di fare il contorno nero mi ispira molto. E passiamo alla palettina. Questa sarebbe la palettina che è in questa confezione strana, che è tutta trasparente, come vedete anche sotto la palettina, intorno alle cialde vedete la mia mano qui sotto. Qui dietro si leggono benissimo i nomi di questi ombretti, e questi qui sarebbero questi glitter di questa collezione Miami Lights, e questi qui sarebbero questi glitter che ultimamente stanno girando qui su internet. Sono di grana più grossa e più fine, perché adesso specialmente qui sul rosso, vedete che ci sono dei pezzettini più grossi, ed è come sono fatti questi 4 glitter, hanno dei pezzi più fini e dei pezzi più grossi come glitter. Io ho visto dei video in cui sono veramente molto luminosi, non vedo l'ora di provarli sui miei occhi perché li devo ancora provare. L'altro giorno sono passata da Sephora perché volevo prendere il mascara, quello nuovo di Urban Decay, che ha una forma strana come scovolino. Il mascara non ce l'avevano, però avevano una Lake Ultraviolet. Non ero molto decisa, ero indecisa diciamo nel prenderla, perché vedendola dal sito mi sembrava che le colorazioni fossero un po' sul scuro, ma alla fine l'ho presa. E cosa volevo dire? L'ho presa anche scontata, per cui con lo sconto ho deciso di prenderla. Ve la faccio un attimo vedere, però secondo me anche le colorazioni sono, per un mio parere, sono più verso l'autunno, forse una mia idea, perché adesso, a parte oggi che ho fatto il classico trucco neutro, diciamo, mi viene più voglia di spararmi sugli occhi i colori svamp, diciamo, che d'inverno sicuramente non userei, come i fucsia, gli aranciati, quei colori che fanno estate. Ma questa palette non ha questi colori, allora volevo farvela vedere. Da questo qui è la parte esterna, mentre l'interno, se riesco ad aprirla, è fatta così, c'è uno specchio e queste sono le colorazioni. Come vedete anche, vi devo dire che rispetto al naturale le colorazioni si vedono più scure. C'è qui una parte neutra all'inizio, poi passiamo a questi viola, ma anche questi viola visti dal vivo sono più chiari, ed è per quel motivo che ho deciso di prenderla, perché come in tutti i video che ho visto, la videocamera tende ad iscurire queste colorazioni, che vedendola dal vivo solo questo colore è veramente scuro, gli altri sono più medi, più chiari, medi. E comunque ho deciso di prenderla e di provarla. Per anche questo viola, visto da qui, adesso non so se riesco a farvi percepire, è un bel punto di lilla viola, e forse così riuscite anche a vederlo, perché in certi video lo vedevo scuro, mentre dal vivo ho visto che è un bel punto di lilla viola, e allora ho presa anche questa. Ultimi due prodotti, uno ve lo faccio passare velocemente perché so di aver già fatto uscire il video recensione. Della Denona ho preso la nuova palette, Bronzer Palette, e queste sarebbero le colorazioni. Di questa so che vi ho fatto già la recensione, per cui già la trovate sul canale.
E vi devo dire che come ombretti, come qualità di ombretti è ottima. L'unica cosa che utilizzandola sono molto colori simili e se proprio piace il bronzo o è un discorso, ma se no potrebbe diventare anche noioso avere tutti questi toni che danno sul bronzo. Comunque questa qui è la palette, se vi interessa trovate la recensione già sul canale. Ultimo pacco è un pacco di Douglas che ho preso dal marchio Kiehl's, 3 saponette, sono quelle saponette con lo scrub, non è sapone normale, dentro c'è anche un po' di scrub. E queste qui le ho prese per Davide perché è lui che gli piace lavarsi con queste saponette. Per quanto riguarda il sito di Douglas, vi annuncio che è arrivata Morphe. Io devo ancora prendere qualcosa, devo un attimo guardarmi sul sito se vedo qualcosa che mi interessa. Comunque adesso abbiamo Morphe anche in Italia, che col sito di Douglas le spedizioni sicuramente sono più veloci rispetto che fare arrivare questi prodotti dall'Inghilterra. Ho dato un'occhiata e ho visto che ci sono sia palette che spray fissanti, volevo vedere se che pennelli, ho visto anche kit di pennelli, per cui c'è un bel range di prodotti. Comunque vi ho annunciato che è arrivato Morphe. Ok, io con questi prodotti vi saluto, che erano gli ultimi prodottini che avevo fatto arrivare via internet, perché maggiormente i prodotti che avete visto li ho presi via internet, a parte questo, e i primi prodotti che avevo preso in negozio, poi il resto comunque l'avevo fatto arrivare via internet. Ok, allora io adesso per questo video vi saluto e ci vediamo ai prossimi video, ciao!